presento Maurizio Lombardo, segretario generale L'altra volta ci siamo intravisti, sì. a giugno, Prego Juventus. Sì, esatto. La presidente. Siamo permessi di mettere il numero 10 perché il 10 è ovviamente un numero importante di Juventus e soprattutto che se non sbaglio tra poco il nostro compleanno. È vero, grazie. Oggi come si sente su questo riconoscimento della nostra regione? Mi sento molto bene, anche emozionato, perché come spiegavo prima, per me ricevere un riconoscimento del genere nella mia città, in uno dei palazzi più belli di Trieste, per me è veramente un momento che avevo sempre sognato, nel momento in cui ho lasciato la Triestina, insomma. Presidente Serracchiani, anche un'emozione consegnare questo riconoscimento. Assolutamente sì, ci sono persone, e questo è il giorno nel quale ne presentiamo una di grandissimo livello, hanno avuto la capacità di presentarsi nel mondo, appunto provenendo in questo caso da Trieste e rappresentando al pieno la nostra regione. Lo fanno ovviamente con successo e questo ci rende molto orgogliosi ed è anche giusto che questo successo venga riconosciuto, quindi direi che essersi affermati in un mondo come quello del calcio così complesso credo sia veramente stata una grande fatica, ma anche una bellissima occasione per essere ambasciatori del nostro territorio. Un segnale importante anche per i tanti giovani che si affacciano al mondo dello sport. Per i tanti giovani perché il calcio, lo sappiamo, è non solo molto popolare ma è un attrattore incredibile di gioventù e mi fa piacere ricordare, lo abbiamo fatto prima, che anche il mondo femminile si sta affacciando sempre più con forza e la Juventus in questo senso ha fatto una scelta molto precisa e credo davvero che sia il modo per rappresentare appieno tutta la nostra società e dare a questi ragazzi valori e principi con i quali crescere in un mondo sempre più difficile. Grazie.